Cosa emerge da questo primo collegio docenti? Allora, da questo primo collegio docenti emerge che sicuramente la nostra coordinatrice didattica è una persona molto preparata, molto entusiasta e che ha dei sogni e, come dire, ha sottolineato più volte questa mattina che il suo desiderio è rendere possibile l'impossibile puntando in alto con i ragazzi e, come dire, puntare verso l'alto è sempre una buona partenza. Poi realizzeremo quello che potremo realizzare, però partire così sicuramente dà entusiasmo anche a noi, un po' ci spaventa ma sicuramente ci dà entusiasmo. Quali sono dal suo punto di vista i punti di forza? Direi che i punti di forza più interessanti sono sicuramente il fatto che ci sia un progetto molto ambizioso, teso allo sviluppo, come dire, delle qualità e delle capacità dei nostri ragazzi a 360 gradi. Quali sono le caratteristiche del vostro essere giovani insegnanti che possono dare un valore aggiunto a questa scuola? Sicuramente, come dire, un collegio docenti giovane è un collegio che parte con entusiasmo, può essere con un po' di inesperienza sotto certi punti di vista, ma sicuramente con nessuna preclusione mentale verso la novità, verso le richieste che ci verranno fatte, verso le proposte che ci saranno fatte, che sicuramente accoglieremo tutti con entusiasmo, e questo fa parte proprio dell'essere giovani, del venire da esperienze diverse e dell'aprirsi ad un mondo dell'insegnamento che per alcuni è proprio nuovo, per alcuni un po' meno, però insomma. Nuova a questo tipo di esperienza, al primo collegio docenti, quale impressione ne ha ricevuto? Molto buono, mi sembra un progetto che dovrebbe funzionare e speriamo di fare il meglio, diciamo. Sono molto motivata, la mia passione a insegnare mi sembra un buon punto di partenza. Ecco, il fatto di essere una giovane insegnante è un valore aggiunto per quello che la coordinatrice didattica chiedeva, una didattica innovativa sostanzialmente. Sì, voglio attuarla anche perché quando facevo la scuola io era una didattica molto tradizionale, quindi cercherò di impegnarmi in queste nuove metodologie e di metterle in pratica anche per coinvolgere più i ragazzi. In una materia come la matematica che spesso mette paura, voglio cercare di battere questo pensiero comune, di avvicinarli a questa materia che è molto importante, che aprirà in futuro molte porte.